Ciao amici di Sicilia Inaspettata, come state? Spero tutto bene, benvenuti o bentornati sul canale. Il 2025 è giunto al termine e, come al solito, io non posso fare altro che ringraziare ognuno di voi per il sostegno, per tutto l'amore che ci mettete verso Sicilia Inaspettata. Ringrazio anche tutti i followers che si sono uniti in questo 2025 insieme alle nostre bellissime avventure e non posso far altro che fare un piccolo recap di questo 2025 scoppiettante che è appena trascorso e quindi andiamo con ordine. Il 2025 Sicilia Inaspettata inizia col botto, tanto che a gennaio, la prima esplorazione che abbiamo fatto a gennaio 2025 è stata forse la più bella, la più incredibile di sempre. Insieme a Francesco, dopo mesi di ricerca e di studi, siamo riusciti a capire dove si trovasse la cripta abbandonata. Quando l'abbiamo trovata e siamo entrati là dentro, le emozioni sono state tantissime, contrastanti, perché eravamo in un posto che merita un sacco di rispetto e un posto che regala emozioni uniche. Stare lì dentro con quelle mummie sparse ovunque da più di 200 anni è una sensazione veramente incredibile. Ma a gennaio è successa un'altra cosa bellissima da sottolineare. Su Facebook abbiamo raggiunto i 10.000 followers e quindi abbiamo festeggiato con un'uscita alle Cascate Nakanika con tutti gli altri followers questo traguardo incredibile, e quindi io vi ringrazio ancora una volta per il seguito che date a Sicilia Inaspettata. A febbraio siamo stati ad esplorare uno dei luoghi architettonicamente più particolari, forse il più particolare di sempre di Sicilia Inaspettata, un luogo che non era troppo antico, ma un luogo che funzionava negli anni 60-70 e poi venne abbandonato negli anni 80. Sto parlando della cantina del vino abbandonata che abbiamo esplorato insieme ai ragazzi, insieme a Vincenzo, Samuele e Francesco, che ringrazio sempre per la compagnia e per il supporto che danno a Sicilia Inaspettata, e tra l'altro è stato uno dei video che avete apprezzato di più sul canale YouTube di Sicilia Inaspettata. Anzi, vi ricordo che se ancora non siete iscritti al canale YouTube, andatevi subito a iscrivere perché è una cosa importantissima. Questa cantina ci ha regalato degli scorci bellissimi, scorci fotografici meravigliosi, ma ci ha regalato anche un sacco di storie su quello che accadeva là dentro, su come producevano il vino, perché abbiamo trovato gli uffici, abbiamo trovato i documenti, abbiamo trovato la linea di produzione, abbiamo trovato i vecchi silos ancora completamente intatti dove veniva conservato il vino, e abbiamo trovato anche la vecchia cantina sotterranea totalmente al buio e con ancora dei cartoni di vino che vendeva l'azienda appunto vinicola, anche se di vino non abbiamo visto traccia perché se lo sono già tutto portato via. Altra cosa da sottolineare a febbraio è sicuramente la prima uscita dell'anno naturalistica. Siamo stati alle Cascate delle Due Rocche e alle Gole del Drago a fare qualche fotografia che vi lascio qui da qualche parte. Dopodiché andiamo a marzo. Marzo è stato un mese pieno di contenuti per Sicilia Inaspettata. Abbiamo sia fatto delle uscite naturalistiche insieme ai followers, ma abbiamo fatto anche delle esplorazioni urbex veramente interessanti. Una delle esplorazioni più belle forse di tutto l'anno, e anche perché è stato il video, penso che sia il video più visto del canale YouTube di Sicilia Inaspettata, è stata la masseria abbandonata. Una masseria di fine 800, presumiamo di fine 800, che è stata utilizzata fino agli anni 90 per girare tra l'altro pure un film. È stato set di un film abbastanza famoso degli anni 90, ma dove al suo interno abbiamo trovato veramente di tutto. C'erano infinite stanze e infiniti luoghi da esplorare in quella masseria, tanto che ho dovuto fare 2 video per raccontarvi l'esplorazione della masseria, perché c'era veramente tantissimo da raccontare e tantissimo da vedere. Abbiamo trovato degli atti notarii degli anni 50 della famiglia proprietaria della masseria, abbiamo trovato delle bottiglie di vino che a quanto pare erano pure pregiate, abbiamo trovato ancora le botti dove veniva conservato il vino che produceva la masseria, e abbiamo trovato anche tutti i macchinari ancora intatti che servivano alla produzione del vino. Un luogo veramente incredibile che ci ha regalato un sacco di storia e un sacco di scocci bellissimi, anche perché tutto il secondo piano e tutta l'entrata principale della masseria era ancora proprio adibita a set cinematografico, per come la potete vedere nel film degli anni 90. Poi abbiamo fatto la prima uscita con i followers del 2025 e siamo stati a esplorare e a conoscere la Grotta del Garrone, una grotta che regala dei paesaggi veramente inaspettati per la Sicilia, perché pensate che si entra da un buco nella roccia e dopo questa entrata si apre un mondo che sembra un mondo paradisiaco, fatto di natura, di rumori particolari. È veramente un posto anche incredibile a 2 passi da Palermo, che realmente poche persone conoscono. Marzo è stato un super mese.
E siamo quindi giunti ad aprile, un mese che abbiamo dedicato soprattutto al lato naturalistico della Sicilia e che è partito col botto perché insieme a Samuele siamo saliti all'alba a Capo Zafferano, sul cosiddetto Cappello di Napoleone, per ammirare una delle albe più belle in assoluto che si possa vedere in Sicilia. La salita è abbastanza dura e impegnativa, ma arrivati là sopra e aspettare il sorgere del sole è una delle gratificazioni più grandi che si possa avere dalla natura in Sicilia. Un posto meraviglioso che consiglio a chi può comunque riuscire a salire a Capo Zafferano, perché ripeto non è tanto semplice, ma almeno una volta nella vita questa cosa è da fare, perché da là sopra all'alba ha tutto un altro gusto. Poi siamo stati all'Argimusco insieme a tutti i follower, un sacco di follower veramente, sono venuti all'Argimusco, abbiamo condiviso questa bellissima domenica immersi nella natura e abbiamo condiviso soprattutto un altro tramonto bellissimo, perché dall'Argimusco all'altopiano dell'Argimusco a Montalbano di Licona si gode di un paesaggio su tutta la Sicilia e soprattutto al tramonto si gode di uno spettacolo della natura irripetibile. A maggio abbiamo esplorato insieme a Ludovico, che ringrazio per la compagnia, un altro luogo bellissimo nella Sicilia che ancora purtroppo molti non conoscono. Si parla di Grotta Grattara Gratteri, che sembra quasi uno scioglilingua, ma vi assicuro che è un luogo indimenticabile e meraviglioso. Grotta Grattara è una grotta naturale molto facile da raggiungere dal paese di Gratteri in provincia di Palermo sulle Madonie, quindi vi consiglio assolutamente di andare appena potete a visitare Grotta Grattara perché è molto molto suggestiva e soprattutto le formazioni rocciose all'esterno della grotta sono davvero uniche nel suo genere. Ma a maggio insieme a Samuele abbiamo fatto una delle esplorazioni più terrificanti di tutte. Siamo stati nella casa di campagna abbandonata trovata per caso nelle campagne siciliane, dove sembrava quasi che la famiglia che abitasse questa casa fosse scappata da un momento all'altro. Là dentro c'era ancora veramente di tutto, mobili, ricordi, abbiamo trovato anche un libro che stava scrivendo probabilmente chi abitava quella casa, ed è stata veramente una delle esplorazioni più inquietanti di tutte, perché dentro quella casa c'era un'area strana, diciamo, non si stava tranquilli mentre esploravamo quella casa, però il video è andato pure molto bene sul canale YouTube e quindi andatevelo a vedere se ancora non l'avete visto, perché questa casa regala veramente delle cose strane, soprattutto le fotografie dei proprietari, insomma molto particolare e molto inquietante questa casa di campagna. A giugno siamo partiti col botto, infatti insieme ad Antonio e Marta siamo stati 2 giorni a Marettimo, un luogo veramente bellissimo, una delle isole più belle penso della Sicilia. Marettimo regala degli scorci naturalistici incredibili, bellissimi, non sembra quasi a tratti di essere in Sicilia per tutta la varietà di natura che trovi a Marettimo. Abbiamo fatto il trekking a Monte Falcone, il punto più alto dell'isola, un trekking che non dimenticherò mai perché è stato veramente forse il più faticoso di sempre, il più faticoso che abbia mai fatto in vita mia, perché arrivare sul pizzo di Monte Falcone non è una cosa semplice adatta a tutti, però lo spettacolo che si gode là sopra è veramente bellissimo. Ci siamo goduti Marettimo, ci siamo goduti tutta la parte interna di Marettimo e infatti presto penso che ci ritorneremo per goderci anche la parte marittima di Marettimo, che ovviamente regalerà anche dei paesaggi bellissimi. A giugno siamo stati poi insieme ai followers a dormire al Lago Maulazzo, un'uscita bellissima, una delle uscite più belle del 2025 insieme ai followers. Eravamo un bel po', abbiamo dormito in tenda sulle rive del Lago Maulazzo godendo del tramonto e dell'alba che questo posto bellissimo della Sicilia sui Nebrodi ci regala. Quindi io vi invito, come ho fatto nel video intero su YouTube, di andare appena possibile anche a passare una semplice giornata al Lago Maulazzo, tanto è molto molto agevole arrivare, si arriva con la macchina fino in riva praticamente e potete godere di uno dei luoghi più belli. Pensate che il Lago Maulazzo è appunto il secondo lago più alto della Sicilia e giugno l'abbiamo passato praticamente tra natura isolana e natura nostrana in montagna su uno dei laghi più belli di tutta la Sicilia. Luglio è stato dedicato principalmente all'urbex, all'esplorazione di quei luoghi che la Sicilia purtroppo ha dimenticato. Siamo stati insieme a Samuele alla villa che noi abbiamo denominato Villa Labor e Tamor, una villa meravigliosa ormai purtroppo in stato di degrado e abbandono totale, dove al suo interno c'è uno degli affreschi più famosi del panorama urbex siciliano, che è appunto questa donna con la scimmietta che è ancora praticamente tutto sano e che
entrando in quella stanza ti fa restare veramente a bocca aperta, perché è difficile trovare ancora degli affreschi nei luoghi abbandonati così intatti e così belli e ben fatti, tanto che poi abbiamo scoperto che questo affresco è stato realizzato da uno dei pittori più famosi del Novecento della Sicilia, che ha dipinto un po' di monumenti importanti sia a Ragusa, a Catania, ma in qualsiasi parte della Sicilia questo pittore era veramente molto conosciuto, e quindi abbiamo capito che la villa era sicuramente di una famiglia molto benestante. Un'esplorazione che resterà sempre nel nostro cuore, perché anche questa, per capire dov'era questa villa, ci siamo stati un bel po' per la ricerca, gli studi e soprattutto per le scoperte che abbiamo fatto là dentro. È come se abbiamo fatto un tuffo nel passato a Villa Labor e Tamor. Ma a luglio abbiamo realizzato anche un reportage, ovviamente questo non è proprio Urbex, perché siamo stati al Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese per farvi conoscere ogni angolo del Grand Hotel delle Terme, un luogo meraviglioso, un luogo di importanza storica incredibile, risalente agli inizi del Novecento, è usato anche per la Targa Florio, per le terme naturali che scorrono sotto il Grand Hotel, e abbiamo esplorato il Grand Hotel con il consenso ovviamente del Comune di Termini Imerese, che ringrazio per la possibilità che ci ha dato di documentare com'è lo stato attuale del Grand Hotel delle Terme, ed è stato un viaggio veramente bellissimo, perché il Grand Hotel delle Terme è uno dei luoghi forse più belli di tutta la Sicilia occidentale, e quindi non poteva che uscire un super video che avete apprezzato tantissimo sul canale YouTube. Agosto, tempo di vacanze, di mare, di sole e di spiagge, ma io non potevo lasciarvi senza contenuti sulle pagine Sicilia Inaspettata, e soprattutto senza video sul canale YouTube Sicilia Inaspettata. Quindi siamo stati a passare 3 giorni meravigliosi nella splendida città barocca di Ragusa Ibra, che consiglio a chiunque ancora non ci sia mai stato di andare a visitare il prima possibile, perché a parte essere patrimonio dell'UNESCO è veramente un gioiello storico architettonico della Sicilia, e tra l'altro regala degli scorci che in nessun'altra parte della Sicilia troverete. Quindi se ancora non sei stato a Ragusa Ibra, recupera subito e vai a fare un salto a Ragusa Ibra, perché non te ne pentirai. Finite le vacanze, siamo stati insieme a Francesco a fare una delle esplorazioni più malinconiche, con la storia forse più triste dietro. Siamo stati a esplorare infatti un ex orfanotrofio abbandonato dagli anni 70, credo 60, dove ovviamente vivevano un sacco di bambini che magari non avevano famiglia o per altre varie vicissitudini sono trovati in un orfanotrofio. All'interno di questo orfanotrofio, che ormai al giorno d'oggi è davvero molto molto decadente e molto pericoloso, abbiamo trovato e scoperto delle cose a tratti inquietanti, a tratti però di interesse storico. Infatti diciamo che l'orfanotrofio era stato fondato all'inizio del Novecento, poi nel corso degli anni si è evoluto con altre strutture fino poi alla chiusura, tanto che alcune strutture non sono nemmeno state mai terminate, ma in alcune strutture c'erano addirittura ancora delle macchine, e soprattutto nella parte più vecchia dell'orfanotrofio abbiamo trovato addirittura i vestiti e i grembiuli dei bambini, ed è stata una scoperta che ci ha toccato il cuore, devo dire, perché pensare alla vita che c'è là dentro, a questi bambini che vivono là dentro e a come adesso è il posto, fa veramente venire un po' il magone. Però è stata una delle esplorazioni, anche questa una delle più belle del 2025, anche grazie perché l'avete apprezzato molto sul canale YouTube. A settembre, al rientro delle vacanze estive, abbiamo fatto quella che sicuramente posso definire l'uscita più bella in assoluto insieme ai followers. Abbiamo infatti scoperto un rifugio sul Monte Sagana, rifugio Marzuso Signora, che si trova in provincia di Palermo, e lì abbiamo scoperto questo rifugio che è veramente uno dei rifugi più belli che abbia mai visto. C'era il camino, la cucina, l'acqua corrente, abbiamo dormito lì, abbiamo cucinato lì, abbiamo fatto le pizzette, insomma un sacco di divertimento insieme ai followers, e soprattutto passare una giornata intera immersi nella natura e dormire in tenda immersi nella natura assolutamente non ha prezzo. Ottobre, mese dedicato quasi interamente alla natura. Abbiamo fatto 2 uscite meravigliose, una in solitario quando sono andato a Pizzo ai Lardi a farmi un bel piatto di pasta cucinato lì sul momento, con il panorama del lago Rosa Marina di Caccamo e il borgo di Caccamo sullo sfondo. Uno scorcio davvero bellissimo che io non conoscevo, molto divertente come uscita, anche perché se non avessi avuto il GPS credo che sarei ancora lì a cercare la via del ritorno, quindi
Un posto che vi consiglio di andare a esplorare è per fare una bella camminata domenicale, ma se non avete il GPS state attenti perché perdersi è davvero un attimo. A ottobre poi siamo andati anche insieme a Giulio e Andrea in un luogo meraviglioso, il bosco Mangalaviti sui Nebrodi, uno dei boschi più belli di tutta la Sicilia, che ci ha regalato il foliage dell'autunno siciliano, che a discapito di quello che pensano tutti, in autunno in Sicilia ci sono dei paesaggi veramente mozzafiato come proprio nel nord Italia. Quindi Bosco Mangalaviti, altro posto che vi consiglio di andare a conoscere. Se siete amanti del trekking potete farlo tranquillamente a un giro di 10 km. Credo che nel video completo sul canale YouTube vi ho lasciato anche il link di Komoot del percorso segnato, e quindi ottobre si è chiuso con l'autunno in Sicilia che ci ha regalato colori e paesaggi meravigliosi. A novembre, per vari impegni e per un motivo o per un altro, non siamo riusciti a fare tantissime uscite, ma una domenica siamo stati insieme a Marta al laghetto Mandria del Conte a Isnello, un paesino madonita in provincia di Palermo. Se non siete mai stati al laghetto Mandria del Conte, andateci, perché è un posto veramente bellissimo, e tra l'altro d'inverno soprattutto regala dei paesaggi meravigliosi, tanto che arriva pure la neve, molte volte il laghetto si ghiaccia, e poi il laghetto è di passaggio tra i paesini di Isnello, Coslesano e Castelbuono, e tra l'altro da lì potete andare pure verso Piano Zucchero e Piano Battaglia a sciare o comunque a godere della neve in Sicilia. Laghetto Mandria del Conte ci ha regalato degli scorci bellissimi ancora con il foliage autunnale, quindi ancora, se non ci siete andati, andateci perché ne vale veramente la pena. Dicembre, ultimo mese dell'anno, ultima esplorazione dell'anno, l'abbiamo fatta insieme a Samuele e siamo stati alla Grotta dei Birilli, un posto naturalistico in Sicilia che io sinceramente non mi aspettavo assolutamente. La Grotta dei Birilli è una grotta in provincia di Palermo che però non consiglio questo giro a tutti di andare a visitare, perché arrivare alla grotta non è assolutamente facile, è molto faticoso, e soprattutto poi all'interno della grotta, se non siete un minimo esperti o comunque attrezzati, è molto facile sentirsi male per la claustrofobia o farsi male perché all'interno è molto pericoloso. La Grotta dei Birilli però regala un paesaggio molto particolare della Sicilia, con le sue formazioni calcaree, appunto questi enormi birilli. La grotta, pensate, si estende in profondità per oltre 80 metri, quindi c'è tanto da esplorare e tanto da vedere al suo interno. Siamo rimasti realmente affascinati da quello che abbiamo trovato al suo interno, ed è un posto veramente incredibile e inaspettato della Sicilia. Bene amici, il 2025 si è appena concluso, il 2026 è appena iniziato. Io continuo a ringraziare ognuno di voi per il supporto che date a Sicilia Inaspettata. Vi invito al solito, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché nel 2026 siamo pronti per partire a cannone con nuovissime esplorazioni, nuovi posti da farvi conoscere, nuovi posti naturalistici da condividere insieme a voi followers. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon anno, buone feste a tutti voi, e noi ci vediamo presto sempre su Sicilia Inaspettata. Ciao!